questo incontro importante, come abbiamo detto, tra l'altro è il quinto confronto diretto. Buon divertimento, rueda la pelota al Palamarchetti di Rovereto per l'incontro tra l'Olimpia Rovereto e l'MGM 2000. Tiago poi va in parallela per Fusari, diagonale di Fusari, la palla che attraversa è stato di Tiago, rimessa per l'MGM già effettuata, palla larga, ci arriva Licco di sinistro, addirittura 3 giocatori a tuffarsi sulla palla. Attenzione al trenino fuori area della formazione dell'MGM, la girata al volo contro Bazzanella, ancora Pais che cerca il gioco di gambe e va via Bazzanella, anche a Rafinha, il destro violento di Romagnoli, devia credo Ceschini in calcio d'angolo, lascia la palla poi a Rafinha, salta Romagnoli, dalla palla a Bazzanella, Cristel a sinistra, Mina a destra, Cristel intervenne molte volte in chiusura sui giocatori, lo fa anche adesso su Cristel, poi il tentativo, palla che prende uno strano effetto anche per la deviazione di Fusari, di nuovo per Fusari, prova a spostarsi in avanti l'Olimpia, duello vinto poi dall'Olimpia con Cristel che prova di sinistro, Mazzaglia, poi Fusari, ancora Mazzaglia, intanto ancora il diagonale di Fusari, arriva Mazzaglia, poi Rafinha lo spinge sulla linea, si aspetta ora il fischio dell'arbitro, attenzione perché Romagnoli sembra incaricato del tiro, De Mito va in mezzo all'aria, la botta e gol sotto la traversa, Romagnoli preciso al 8 minuti e 47 secondi, che serve già il pallone a Teramo fa tutto il campo, poi serve Romagnoli, ancora una volta conclusione pericolosa, questa volta però un po' larga, cronometrista che ci oscurava la linea quindi non potevamo vedere, attenzione però che c'è un bel pallone per Romagnoli, una deviazione di Silon che per poco non inganna Ceschini. In avanti Fusari, tocco per Silon, ancora per Fusari che sbuca, esce Mazzaglia, entra sul pallone Mazzaglia, quindi poi palla larga, attenzione all'esterno di Arti, tiro pericoloso di De Mito, lo scambio, attenzione, Onzaka attaccato, il sinistro di Arting, la palla sotto le gambe di Ceschini, raddoppio. Poi Bazzanella dietro per Onzaka, ancora Tiago, il Rabona di Tiago, il destro di Tiago, la palla che esce, Amin Mufakir che prova a disorientare, poi il sinistro, palla che sorvola l'incrocio, pallone finisce fuori laterale, Siloni prova il sinistro, la palla esce, sono falli, rimessa per l'MGM, non sembra d'accordo Amin Mufakir, attenzione perché intanto ha già battuto l'MGM la rimessa e Arting si trova con la metacampo spalancata, 13:32, 19:24 per il tris della formazione di Parrisia. Servirà un'altra Olimpia nel secondo tempo e superare l'Olimpia Rovereto nella stagione di A2. Si riparte. Cosentino, rimane 3-0 per l'MGM, lancio lungo di Tiago, telecomandato su Bazzanella, Mazzaglia, Fusari, Mazzaglia, ancora una volta decisivo il portiere ospite con doppio tentativo, l'aveva fatto anche il primo tempo sullo 0-0, attenzione a Tiago che questa volta mette il pallone dove la nonna nasconde la marmellata e infila Mazzaglia per il 3-1. Senza problemi Mazzaglia che lancia lungo, si fa superare Amin Mufakir e il tocco di Teramo a porta vuota, porta di nuovo avanti il team ospite, pronti all'entrare, attenzione a Teramo, poi Ceschini, vediamo Rafinha, il duello con Romagnoli, Rafinha si accentra, scambio Fusari, Silon liberato sul secondo palo, mette il pallone dentro a 5-0-1. Doppio tentativo di Romagnoli, attenzione alla battuta, palla in mezzo, ci mette una falange Ceschini, poi palla recuperata da Cristel
Christel largo per Thiago, Thiago attaccato, deve rifugiarsi Christel, c'è il fallo da parte di Licco. Fusari, la palla per Hassan Mufakir, si muove Rafinha, Rafinha al tacco per Mufakir, palla di Hassan che sorvola la traversa, poi palla Silon, Silon che rilancia verso Fusari, uscita di Masaglia, va giù Fusari, l'arbitro però fa segno che non ci sono stati falli, però, e quindi può ripartire Santoro coi piedi. Santoro attaccato, Santoro attenzione, palla respinta, non c'è il portiere, cerca dalla lunga distanza, poi però un po' rischiato, attenzione a Silon che apre bene per Fusari, Fusari da sinistra in mezzo, Amin Mufakir accorcia le distanze. Capitan Cosentino che serve Licco, salta Christel, destro di Licco, palla di poco alta. Con l'uomo in più, Amin, Rafinha, Silon, c'è Amin a destra, Silon per Thiago, Amin! La doppietta e pareggio dell'Olimpia a 16:23. Rafinha largo per Fusari. Fusari che si accentra, chiuso addirittura da due giocatori, scontro fra Fusari e un avversario, ammonito Fusari, meno di 2 minuti al termine, 4-4 il punteggio, attenzione, palla ancora Rafinha per Fusari, sulla sinistra, secondo palo, Silon! Che va addirittura a nuotare fuori dall'area e porta in vantaggio l'Olimpia a 18:19. Dal dietro con De Mito, Cosentino, poi Panzeri, ancora Cosentino largo, attenzione a Teramo, che va ancora al tiro, traversa di Teramo, mancano 5 secondi, rimessa laterale ancora per il pallone della preghiera per l'MGM, infatti attenzione, l'uscita di Santoro ai confini dell'area, suona la sirena, l'Olimpia Rovereto supera l'MGM 5-4 e rimonta